Direttore Zweck, oggi l'onore di avere la ministra Fedeli, al quale è stata presentata una realtà in grande espansione, l'Accademia Navale Nautica, soprattutto il rapporto che c'è con gli studenti che hanno poi la possibilità, tutti garantita, di poter fare un tirocinio importante sul mare. Noi siamo molto soddisfatti, anche grazie al Ministro, perché non ha usato parole di circostanza, ma è entrata nel merito di una realtà come la nostra e ha anche dimostrato di comprendere la specificità che hanno gli ITS Mare, nello specifico la nostra Accademia. Credo che ci siano sviluppi molto importanti e io ribadisco la nostra ambizione di essere proprio una infrastruttura per lo sviluppo del nostro territorio. Direttore, qualche cifra per rendere l'idea delle attività che fate? Ve la dico in sintesi, noi quest'anno tra coperta, macchine e logistica avremo 100 allieve ed allievi e il prossimo anno, in marzo-aprile, avremo i primi 20 ufficiali diplomati.